Consorzio Vini Venezia nasce nel 2010 da una felice intuizione, coraggiosa intuizione dei dirigenti dei due consorzi storici preesistenti, l'Isonpra Maggiore nella parte orientale della provincia di Venezia e il Consorzio Piave nella provincia trevigiana e una parte anche importante nella provincia di Venezia, per tentare con successo di mettere in piedi un'esperienza di fusione tra questi due consorzi e la istituzione di una nuova denominazione, la Consorzio Vini, che poi è confluita nel Consorzio Vini Venezia. Il consorzio quindi si trova a gestire 5 denominazioni con soci singoli, che sono quasi 170, e una ventina di strutture cooperative per un totale di circa 4.500 soci su una superficie, diciamo, delle 5 denominazioni che fa capo a circa 4.000 ettari. La nostra denominazione, quindi, le 5 denominazioni quindi sono diciamo variegate, perché vanno da delle varietà storiche che rappresentano, come il raboso nella zona del Piave e del Veneziano, e nella zona orientale della provincia di Venezia il Tokai, ex Tokai, attualmente l'Ison classico. Si trova a gestire quindi una diversificazione di varietà che vanno appunto dalle varietà storiche alle varietà più commerciali internazionali, come le basi dei Pinot Chardonnay e dei Pinot Grigi e Pinot Nero, per arrivare poi ai Merlot e ai grandi rossi come il Cabernet o come il Merlot o come il Refosco. È una realtà molto vivace, come dicevo, per numeri, è una realtà molto professionale. Siamo la zona d'Italia credo più meccanizzata, perché qui per la giacitura dei terreni è stata possibile quindi introdurre fino a quasi all'esasperazione una tecnica di meccanizzazione di tutte le operazioni, ed è una zona che ha molto da dire per qualità soprattutto e per capacità imprenditoriale. Un'altra vera forza della nostra denominazione è il fatto che in tutte le province che ora sono inglobate nella denominazione, mi ero scordato di dire, quindi sono le province di Venezia e di Treviso nella loro totalità, insistono una serie di scelte imprenditoriali molto importanti che sono legate alla produzione di uve biologiche.